Hanno scelto la campagna come mestiere, scommessa di vita e dopo gli studi, magari in settori che poco hanno a che fare con l'agricoltura, hanno deciso di tornare alle radici scommettendo sulla terra. Sono i giovani neocontadini veneti, titolari di imprese agricole che dal 2008, grazie al programma di sviluppo rurale, hanno prodotto investimenti per 360 milioni di euro, portando l'agroalimentare ad un valore di produzione lorda vendibile oltre la soglia dei 5 miliardi. C'è chi prosegue innovando l'attività di famiglia, chi ha alle spalle tutt'altra attività. Noi abbiamo ricominciato proprio da qui, nel senso che noi arriviamo dalla città, abbiamo studiato tutte e due, siamo maestri d'asilo, abbiamo fatto vari percorsi con gli asili, con le scuole, però abbiamo proprio deciso di ricominciare da zero, dalla campagna, dalla natura. E così è nata la fattoria Ragazzi a quattro zampe, a due carrare, dove i bimbi vengono avvicinati alla terra e agli animali, ma le idee dei giovani imprenditori agricoli sono le più varie. Quando sono rientrato da una formazione di studio all'estero, assieme a mio fratello minore Manuel abbiamo deciso di insediarsi e di creare un progetto, di confezionarci il prodotto che noi produciamo e di approcciare i mercati esteri in maniera diretta. È Verona la prima provincia veneta per numero di giovani impegnati nell'agricoltura, seguita da Treviso, Padova e Rovigo. A 25 anni la metà di loro è già titolare di un'impresa, il 20% è costituito da donne, tutti sono diplomati o laureati, non necessariamente in discipline legate all'agricoltura. Magari un giovane che fa uno studio per esempio di architettura, poi lascia l'architettura proprio per dedicarsi all'agricoltura. Io stessa ho studiato, ho intrapreso la facoltà di lingue, mi sono appunto laureata a Venezia e adesso sto proprio intraprendendo sempre quella che è un'attività agricola che però dà tantissime soddisfazioni. Sono questi giovani i portacolori della nuova agricoltura, quella che affianca la coltivazione ad iniziative a servizio della società, dalle fattorie didattiche agli accordi con i comuni per il mantenimento del verde, giovani imprenditori che vogliono allargare i propri orizzonti. L'ha ben chiaro Andrea Barbetta, 23 anni, nuovo presidente di Giovani Impresa Veneto della Coldiretti. Aggregarsi anche con gli altri giovani, non restare chiusi come magari facevano una volta i nostri nonni che guardavano solo la loro campagna e fuori di lì non andavano mai, ma tenere rapporti anche con altri ragazzi, scambiarsi idee, pensieri e condividere il più possibile.